Sesta corsa, cavalli di categoria F. Sono in 10 al via, 1 Tommy Antonio Di Nardo, 2 Terry Caff Antonio Greppi, 3 Polpettine Salvatore Mattera, 4 Mimma Vincenzo Piscoglio, 5 Tomos Daghi Marco Stefani, 6 Velvet Lux Nicola Bortolotti. In seconda fila 7 Una Bomber K Maurizio Visco, 8 Rodio Patrizio Baldi, 9 Sharif De Rum Maurizio Cheli, 10 Sergiti François Conigliaro. Rinuncia al lancio Velvet Lux. Parte piano Tommy. L'errore di Umimma. E svelta Terry Caff, l'elegante Saura, che prende il comando davanti a Polpettine. Poi è partito molto bene dalla seconda fila Sergiti. Vediamo terza alla corda Tommy. Poi pariglie esterne comandate da Sergiti, 15 primi 200 metri con la Saura al comando su Polpettine. Ora Tomos Daghi avanza al largo e avvicina le prime due. Ora Antonio Greppi arriva al paletto dei 400 metri in 36 con Terry Caff sempre davanti a Polpettine. Sergiti ora rimane in schiena Tomos Daghi. Poi terza la corda Tommy e via via gli altri con il 9 di Sharif De Rum in quarta posizione alla corda. Intanto 46 scarsi per i primi 600 metri con Terry Caff in vantaggio, affiancata da Tomos Daghi, poi Polpettine e Sergiti. Terza pariglia per Rodio con Patrizio Baldi. Intanto accenna a spostare all'esterno anche Sharif De Rum. Il giro va via in 1 minuto e 7 decimi, 14,8 qui davanti alle tribune. Sempre in vantaggio la Saura Terry Caff con all'esterno Tomos Daghi lungo la corda Polpettine, chilometro che va via in 1,15,7. Stenta a tenere il ritmo Polpettine, Numero prova 8 a Rodio scavalcarla Tomos Daghi. Terry squalificato. Caff è ancora in vantaggio e Fandatura, la figlia di Love You, che percorre la retta di là in 14,5. Poi Tomos Daghi sempre alle prese con Polpettine, poi Sergiti. 29,5 il terzo quarto. Terry Caff cerca di prendere il largo, ma Tomos è ancora vivo all'esterno di Polpettine. Poi prova anche Rodio. Ultima curva passata in 14,8. Terry Caff padrona della situazione, la lotta ormai solo per il secondo posto. Terry Caff viene a vincere, mentre per il secondo posto un davvero valido Tomos Daghi riesce con le unghie a difendersi dall'attacco interno di Sergiti e poi da un altro cavallo. Comunque la vittoria per l'elegante figlia di Love You, Terry Caff, Afrin Schmidra al training, Antonio Greppi alla guida. I colori del signor Salvatore Giannusa, la quota da favorita netta di 1,39. Ripetiamo la lotta per le piazze dopo aver ancora una volta apprezzato la retta d'arrivo veramente caratteristica delle figlie di Love You. Il secondo è andato a un validissimo Tomos Daghi in percorso esterno, mentre probabilmente è Polpettine che difende il terzo da Sergiti, che può essere solamente quarto.